Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova web conference dedicata alla riqualificazione degli edifici. In questo nostro tour attorno e nella nostra penisola, oggi ci troviamo a Cesena e a una riqualificazione di un'unità immobiliare. Ma prima effettivamente di entrare nel merito degli argomenti di questo pomeriggio, vi do prima un'informazione tecnica che è quella naturalmente che avanti nella tendina che vedete alla vostra destra, voi potete porre le domande che poi io andrò a porre ai relatori. Per cui vi invito a porre delle domande che siano anche chiare, sintetiche il più possibile. Vi presento i oggi che sono Andrea Dell'Orto, che vedete già collegato, Buongiorno. e l'ingegner Luigi Battistini. Buon Come pomeriggio. avete potuto vedere dal titolo conference, il studio vedere effettivamente si caratterizza proprio per l'uso di un materiale ben specifico che è appunto il sughero. E abbiamo deciso di iniziare proprio da questo materiale, quindi cercando di capire quali sono le caratteristiche, quali sono le sue applicazioni. Eh, e quindi poi andiamo appunto a capire come è stato utilizzato. Per cui io direi di lasciare la parola direttamente a Andrea Dell'Orto e cerchiamo di capire come è possibile appunto utilizzare il sughero isolando dall'interno. Prego. Grazie Lara. Buongiorno a tutti. Io vi ruberò qualche minuto giusto per darvi la connotazione di che cos'è il sughero utilizzato in questo intervento, affinché voi abbiate gli strumenti tecnici minimi per poi poter anche capire le scelte che ha fatto l'ingegner Battistini nel selezionare questo materiale piuttosto che altri all'interno. Molti di voi conosceranno il sughero come materiale isolante e cercheremo di fornire delle informazioni sulla produzione, sulle differenze rispetto ad altri tipi di pannelli che si trovano in commercio, iniziando dal dare una definizione. Intanto ve lo faccio vedere, spero che si veda. Parliamo di un Sì. sughero che è definito sughero espanso, autocollato, 100% naturale. È quello nella foto e quello di colore scuro che vi ho appena fatto vedere. Che cosa ha di diverso e quali caratteristiche ha? Intanto ha una marcatura CE, che detta così sembrerebbe una banalità. In realtà non tutti i materiali da costruzione hanno obbligo di marcatura CE. Il sughero espanso ce l'ha e si riferisce, la marcatura CE si riferisce a una norma armonizzata che è la EN 13170 e questo tutela il cliente finale e tutta la filiera del progettista e del chi lo pone in opera anche dal punto di vista legale, iniziando ad esempio a dichiarare dei valori di prestazione. Quindi il sughero espanso, avendo una marcatura CE, ha obbligo di comunicare un lambda D, che è 0039, quindi un ottimo materiale come prestazione invernale, con una caratteristica che ci torna utile nell'approcciare il tema dell'isolamento all'interno, che è relativa alla permeabilità al vapore, che è un U20, quindi questo valore ci torna utile perché alla fine vedremo che il sughero espanso è già un freno a vapore di buona portata. Caratteristica di densità, siamo attorno ai 110 kg al metro cubo e questa caratteristica unita al calore specifico, 1900 joule, rende l'inerzia termica di questo materiale assolutamente interessante e in grado di dare prestazioni di inerzia termica estiva elevate. Cosa significa? Comfort. Abbiamo detto che è un materiale naturale e sostenibile. In questo momento ci viene in aiuto una normativa che è quella dei CAM, che vede il sughero come particolarmente in linea con i requisiti di sostenibilità e salubrità dei materiali nelle opere pubbliche. Parliamo di un materiale che deriva da una corteccia
e quindi è corteccia della quercia da sughero e quindi è 100% da materia prima rinnovabile. La cosa più interessante ancora, premiata dai CAM, è che per produrre questo pannello non si usa la corteccia nobile, ma si usano le potature, e le potature sono considerate completamente al 100% scarti agricoli, per cui all'interno del CAM il sughero espanso è un materiale che deriva al 100% da scarto, da pre-riciclo, e questo attribuisce ulteriori punti, ulteriori premialità all'interno dei criteri ambientali minimi. Ovviamente è un materiale riutilizzabile e riciclabile al 100% sotto varie forme e previene il global warming, ovvero essendo un materiale di origine vegetale, l'accrescimento della corteccia avviene per sottrazione di CO2 dall'ambiente, fotosintesi si chiama banalmente, per cui per ogni chilo di pannello di sughero Corpan che mettiamo a cappotto, a muro, è come se stessimo stoccando in una banca 1,73 kg di CO2 equivalente che non verrà liberata in ossigeno, scusate, in ambiente, ma addirittura è stata sottratta. Non contiene collanti e, come dicevamo, soddisfa i CAM. Il fatto che non contenga i collanti non lo dico io, lo dico, è un requisito esplicito della norma 13170 che riguarda solo esclusivamente il sughero espanso. Come viene prodotto? Beh, allora abbiamo detto che la corteccia viene tolta dalle querce da sughero, nel nostro caso abbiamo parlato di rami minori, di rami di potatura, dopodiché viene lasciata stagionare, fritata e inserita in questi stampi che vengono riempiti, chiusi e riempiti con vapore a una temperatura che va dai 350 ai 380 gradi circa, vapore che è prodotto bruciando biomassa che deriva dal ciclo produttivo, ovvero tutta la polvere della produzione dei vari tagli, ma anche solo della setacciatura iniziale, viene bruciata e serve a scaldare l'acqua che produrrà il vapore. Al termine di un periodo di circa 15-20 minuti secondo la stagione, il sughero assume questa colorazione e assume la forma di un blocco, quindi si agglomera. Come fa a agglomerarsi? Si agglomera per effetto di una resina, che è la suberina, che è naturalmente contenuta nella corteccia della quercia da sughero, che a queste temperature si liquefa, si scioglie, passando dallo stato cellulare a rivestire il granulo. Siccome il sughero si espande, e da qui che con il calore, è da qui che deriva il termine sughero espanso, un granulo entra in contatto con l'altro, in mezzo abbiamo un collante naturale che è la suberina e quindi si ha l'agglomerazione del pannello. Andrea, vorrei farti una domanda perché ho visto nella slide precedente a questa che c'è una differente colorazione del sughero. Quindi questo di cui stiamo parlando appunto è il sughero bruno, ma esiste anche il sughero biondo. Quali sono le differenze tra le due tipologie di sughero? Ma le differenze sono sostanziali. In comune hanno la materia prima che sembra la corteccia della quercia. Quello che cambia è la tipologia di lavorazione. Il sughero espanso richiede un processo, per quanto semplice, di industrializzazione normato da una norma appunto armonizzata, una 370, che porta a una marcatura CE. Il sughero biondo invece non ha una norma armonizzata, quindi si parla di prodotti senza marcatura CE, senza lambda D e venduti sotto autocertificazione delle prestazioni da parte del titolare. In termini produttivi, se qui abbiamo un'espansione, di là abbiamo una compressione, ovvero il sughero biondo viene preso, granulato, la corteccia impastata con collanti di vario tipo, normalmente sono collanti ureici, collanti poliuretanici, impastati e stesi su una pressa a caldo, gli stessi con cui si incollano i laminati, lavorano circa 100 gradi e permettono al collante di sciogliersi, il collante chimico artificiale, così da pressare il pannello e da generare appunto la produzione del pannello. È chiaro che la differenza sostanziale in edilizia sta proprio nel fatto che nel sughero espanso non vi è collante aggiunto e questo garantisce una maggior stabilità anche in condizioni di uso in esterno e anche in presenza di acqua e umidità. Diversamente il collante, siccome ha un comportamento meccanico diverso dalle caratteristiche meccaniche del sughero, del granulo, rischia di portare a deformazioni, a tirare, come si vuol dire, a fare la gobba quando incontra acqua e umidità. Per cui diciamo che
il sughero espanso offre maggiori garanzie anche proprio per il fatto di avere una marcatura CE e un lambda dichiarato che può essere usato come lambda di progetto. Perfetto, grazie. Prego. Successivamente all'espansione si ha il raffreddamento del blocco. Questo è forse la vera chiave del processo di espansione del sughero tostato, perché questi blocchi che hanno dimensioni di circa 1 metro per 50 per 35 cm, sono molto caldi, essendo stati espansi a 350 gradi di vapore, hanno la caratteristica che il cuore di questi blocchi rimane molto più caldo che la parte esterna, perché è autoisolata dalla parte esterna. Quindi è necessario andare a forarli con questi aghi che iniettano acqua ad una temperatura di circa 90 gradi, che è sufficiente a stabilizzare e uniformare la temperatura interna del blocco, così da evitare surriscaldamenti e sovracotture che potrebbero portare a parti combuste che non sono utili né in termini di isolamento né di salubrità. Da questo processo di raffreddamento nasce poi sicuramente una parte della certificazione di salubrità, proprio perché riusciamo a tenere sotto controllo il processo termico. E qui introduciamo proprio il tema della salubrità. Oggi intervenire dall'interno pone sia degli obiettivi di trasmittanze da rispettare, di verifiche termoigrometriche, ma ci pone sempre di più nei confronti di un tema che è quello della salubrità per chi vive l'edificio, che ormai non è più trascurabile. Sappiamo benissimo che la presenza e l'emissività di sostanze nocive dei prodotti che usiamo all'interno in modo particolare è in grado ha un peso rilevantissimo sul comfort e sul livello di salubrità per chi vive l'appartamento. Per cui è importante avere prodotti bassi emissivi, e da questo punto di vista il sughero espanso gode di certificazione BioSafe, che è molto più, in questo momento è quella più selettiva tra tutte quelle che ci sono in termini di salubrità, una certificazione Nature Plus, risponde al decreto francese A+, e gli stessi ANA-BCEA certificano il livello di salubrità. Anche il tema della salubrità rientra all'interno dei CAM, per cui se usati a vista i materiali devono essere basso emissivi. Il concetto di basso emissivi per la certificazione francese la classe migliore è l'A+, e si parla di 1000 microgrammi per metro cubo di emissività. Se si parla di un protocollo BioSafe si parla di 300. Ecco, sappiate che nel nostro caso per il sughero espanso Corpan si parla di un'emissività di 77 microgrammi, per cui assolutamente minimale rispetto a tutti i limiti che sono ammessi dai certificati. Per questi motivi il sughero espanso Corpan è accettato all'interno dei protocolli Casa Clima Nature, Itaca, Arca e Climabita. Allora, come lo si usa il sughero in edilizia? Il sughero è un isolante. Normalmente quando si può si fanno i cappotti di isolamento dall'esterno, ha la caratteristica di isolare sia dal caldo che dal freddo, proprio per quello che vi ho detto prima relativamente al lambda e all'inerzia termica. Una durata illimitata proprio perché non vi sono elementi che possono degenerare, quindi collanti chimici. Non assorbe acqua perché il granulo del sughero, che è un isolante cellulare a cellula chiusa, una volta che si raffredda, la suberina che ne ha permesso l'agglomerazione lo riveste, creando un ulteriore strato ceroso che evita all'acqua di penetrare, per cui non vi è assorbimento per capillarità. La controprova di questo l'abbiamo dal fatto che i cappotti sughero espanso si fanno partendo da quota marciapiede direttamente con il sughero espanso senza usare pannelli di isolanti sintetici. L'altra cosa che abbiamo testato, proprio perché l'uso in interno potrebbe dare adito a causa di formazione di condensi interstiziali a formazione di muffe, è che il sughero espanso non ha degenerazioni organiche e non è bioricettivo, ovvero anche in condizioni di umidità relative del 99%, e le muffe più comuni, quindi il cartarum e l'aspergilla versicolor, non aumentano la propria quantità ma rimangono stabili, ovvero il sughero non diventa marcescente e non diventa alimento per permettere il moltiplicarsi di queste muffe. Abbiamo detto che non teme l'acqua e non teme l'umidità. Ecco, il sughero faccia vista, questo è un uso in esterno, ovviamente non riguarda il tema di oggi, però può essere utilizzato come rivestimento esterno. Questo è un edificio che c'è a Modena, a San Felice sul Panaro,
è una struttura in X-Lam con un cappotto a vista. Vedete che si riesce ad abbinare il tema della sostenibilità al tema dell'efficienza energetica con quello dell'estetica. Il progettista qui ha voluto giocare su dei dogati verticali, abbiamo semplicemente tagliato il pannello a doghe verticali senza avere scarto, a 16,5 di spessore quando il pannello è 50, alternando di 1 centimetro gli spessori tra una doga e l'altra, e questo è l'effetto. Quindi non abbiate paura ad utilizzarlo anche in esterno, e comunque anche se fosse in intercapedi, in un cappotto interno e dovesse entrare in contatto con elevata acqua umidità, non ha nessun tipo di problema. Venendo al caso specifico dell'isolamento all'interno, è importante il ruolo, oltre a tutto quello che abbiamo già visto prima, della salubrità, ma ancora di più del fatto che da solo il sughero espanso, come abbiamo già accennato, è un freno a vapore, e questo aiuta molto a mitigare la migrazione dell'umidità in eccesso verso la muratura fredda, che diventa ancora più fredda perché isolata davanti da un materiale isolante. Questo torna molto utile quando si fanno diagrammi di Glaser o verifiche in regime dinamico per verificare la corretta, il comportamento corretto termoigrometrico del materiale. Attualmente una domanda proprio abbattuta. Ho visto qua nella slide precedente ancora di nuovo il marchio BioSafe. Sì. Abbiamo visto appunto anche, se non mi sbaglio, si vede poco per la dimensione, ma non per altro, e quello detto lì ci dice che è un prodotto validato, quindi il sughero. In particolar modo questa tipologia di sughero qua. Quindi qual è la differenza tra questo prodotto validato e il cantiere certificato, quando si parla appunto di sughero, e come il sughero può influire, diciamo, sulla riuscita poi del finale? Ah, benissimo. Guarda, sarebbe doveroso far rispondere a questa domanda l'architetto Leopoldo Busa, che è il fondatore del progetto di certificazione BioSafe. Cerco di spiegare in modo semplice e comprensibile a tutti. La certificazione BioSafe nasce per provare a dare degli ambienti certificati come salubri, ovvero certificare il cantiere con il risultato finale. Questo lo si fa con delle misure in itinere di emissività e di salubrità degli ambienti. Per fare questo era necessario provare a progettare la salubrità dell'intervento. Come si fa esattamente per la simulazione termoigrometrica, ricostruendo delle stratigrafie? Il sistema BioSafe permette di progettare la salubrità scegliendo quali materiali mettere nella stratigrafia, nei vari livelli ovviamente di competenza, e ipotizzare quale sarà il grado di emissività totale e la salubrità dell'ambiente. È chiaro che per fare questo serve una banca dati di informazioni che è relativa all'emissività dei singoli materiali, per cui la validazione è relativa al materiale e fa uno screening di tutte le sostanze emesse dal singolo prodotto, che poi verranno messe a budget in funzione di quanto di quel materiale finisce in un appartamento, in un edificio. Il risultato finale permette la certificazione o meno secondo i protocolli BioSafe. Quindi il sughero contribuisce favorevolmente alla certificazione BioSafe perché è tra i materiali meno emissivi che ci sono sul mercato. 77 microgrammi è veramente poco, quando il protocollo BioSafe ne prevede 300. Per dirvi, il protocollo BioSafe è quello più stringente relativamente, ad esempio, alla presenza di formaldeide, e ne ammette solo 10 microgrammi. Quindi è importante è importante come si scelgono i materiali all'interno del progetto per arrivare a garantire una salubrità da progetto. È stato abbastanza chiaro? Sì, sì. Ok. Attualmente, e poi ho praticamente terminato, le soluzioni dall'interno in sughero espanso sono fondamentalmente due. Una, che è quella che in parte ha usato l'ingegner Battistini nel cantiere di Cesena, quella di sinistra che chiamiamo Inner Cork, che non è altro che la riproduzione di un sistema cappotto esterno in interno, dove si cambiano gli strati di rasatura e sono fatti a base di calce idraulica naturale.
E di questo non vi parlo più di tanto perché ve lo farà vedere appunto Battistini anche a livello esecutivo. Invece stiamo introducendo un sistema nuovo che si chiama Ready Cork, che dà la possibilità di fare cappotti, cioè isolamenti dall'interno completamente a secco, abbinando a dei pannelli di sughero con listelli di legno. In queste foto vedete ancora dei listelli che contenevano in OSB, in realtà sono diventati massello di faggio. Sono dei listelli che servono per fissare i pannelli di sughero a muro. Ovviamente i listelli non sono passanti, semplicemente utilizzando dei tasselli autoespandenti. In questo modo non serve aggiungere umidità all'ambiente e non si usa collante per fissare il sughero alla muratura, ma solo tasselli. Gli stessi tasselli poi verranno utilizzati per andare ad avvitare i listelli, i pannelli, le lastre di rivestimento. Il sistema Ready Cork ha deciso di utilizzare le lastre Fermacell Green Line per poter dare maggiore inerzia termica estiva, che mi aumentano il comfort tramite l'aumento della capacità reica interna. Ma oltretutto il pannello Green Line ha anche la capacità, perché è trattato con aggiunta di cheratina, di ripulire l'aria dalle aldeidi, dal 70 al 99% a seconda del tipo di aldeidi. Il pannello disgrega attraverso un processo di catalizzazione delle aldeidi queste sostanze nocive che sono normalmente presenti nell'aria e anche in quantità mediamente alta. Per cui, oltre a usare Ready Cork tutto un sistema di prodotti basso emissivi, con l'uso del pannello Green Line riesce addirittura a ridurre la quantità di inquinanti migliorando la qualità dell'aria interna. È un prodotto che è un sistema che si va poi a completare con vernici naturali prodotte per tecnosugheri da Durga, che si occupa appunto di vernici e soluzioni per tinteggiare completamente naturali. Sono caratterizzate dall'aggiunta di oli essenziali vegetali, per cui quando imbiancate casa sembra incredibile, ma invece di un odore di chimico sentite un odore di limonene o sostanze completamente naturali. Chiudo con questa provocatoria immagine che vi mostra l'uso del facciavista in interno come elemento decorativo che può ben sposarsi e ben alternarsi a soluzioni moderne e a pareti banalmente bianche, per cui anche in interno il sughero può essere lasciato a vista, ovviamente se piace, non obblighiamo nessuno, ma consideratela come opzione. Alle mie spalle vedete una parete di sughero espanso M di facciata, quindi quello che sta a vista, trattata a fresa per creare dei pattern estetici di rivestimento di finitura che stanno andando molto bene come impiego nell'oreca, quindi nei bar, nei ristoranti, perché permettono un abbattimento del riverbero acustico molto elevato, oltre che una finitura a livello estetico interessante. Io ho finito e lascerei la parola a Luigi Battistini e poi sono a disposizione per domande. Allora, ci sono un paio di domande, ma bene. decidi eventualmente tu se rispondere adesso o se vuoi eventualmente... Come vuoi tu, Lara, come pensi di gestire? Ma allora, guarda, come dico spesso e ricordo naturalmente ai partecipanti, se non diamo risposta subito alla domanda, magari la diamo verso la fine. Una velocissima è la superficie della lastra, dipende Sì? naturalmente dalle misure, suppongo, dei pannelli. In che senso la superficie della Chiedo la lastra? superficie della lastra. Ma allora, le lastre Chiedo fermacelle. eventualmente che specifichi un po' meglio. Allora, se si vuole parlare, se la domanda è relativa alle misure, Mm, normalmente le lastre fermacell sono più o meno grandi come le lastre di cartongesso. ok. E noi abbiamo introdotto lastre di 1 metro per 1 metro, quindi maneggevoli, proprio perché il fermacell, essendo molto pesante, diventa difficile da gestire in cantiere. Ok, Questa è la no, ho risposta. sbagliato io a interpretare la domanda Ah, comunque, sai scusi. Andrea, perché mi chiedono se è liscia o rugosa al tatto. Allora, i pannelli Fermacell, a differenza del cartongesso, sono ruvidi, hanno una finitura che potrebbe essere non così grossa come il civile, ma comunque non liscia. Tant'è che si consiglia sempre la completa rasatura con stucco da rasatura.
Io credo però che si riferisse direttamente alla penultima immagine, sì, penultima immagine che hai fatto vedere, dove c'era naturalmente l'ultima, scusa, ho sbagliato io, prima della tua conclusione, questa, dove c'era Sì? appunto lasciato a vista. Quindi Ah, ok, no, su effettivamente Grovista ho capito, ho capito. Allora, su Mm, Grovista ha una densità superiore a quello che si rasa, circa 130 kg al metro cubo, e viene levigato, quindi ha una minore espansione, quindi è più denso, e viene levigato a garantire una superficie il più possibile lineare e uniforme. Ok? Quindi perfetto. anche perché deve resistere maggiormente a eventuali urti, non essendo protetta da rasature. Perfetto, allora io intanto ti ringrazio Andrea Un e attimo. adesso direi di entrare un attimo nel merito del progetto. Ritroveremo Andrea Dell'Orto a fine appunto di questo appuntamento perché sono ancora qualche domanda che quindi andremo a porre alla fine. Invece adesso chiedo proprio all'ingegner Battistini di farci capire cosa è stato fatto all'interno di questo progetto e soprattutto perché è stato usato il sughero bruno. Introduciamo così naturalmente questa riqualificazione. Prego, ingegnere. Allora, buon pomeriggio a tutti. Dunque, io mi presento, sono l'ingegnere Luigi Battistini, sono un progettista, insomma, come tanti che sono in linea in questo momento. Sono un consulente casa clima e un progettista passive house. Passo subito al progetto. È una riqualificazione di un appartamento, un'unità immobiliare di circa 190 metri quadri. È un fabbricato del 1955, quindi già con qualche anno alle spalle. Una pianta molto semplice, tutta su un piano, sono al secondo piano, ho un appartamento riscaldato sotto e un sottotetto nella parte superiore. Questo è uno spaccato tridimensionale dell'appartamento. Le caratteristiche da cui siamo partiti è una struttura in muratura portante a due teste con pilastri in cemento armato. Solaio inferiore in latero cemento, solaio superiore sempre in latero cemento. Gli infissi erano in legno, vetro doppi, cassonetti non isolati. Gli impianti che ho trovato erano una caldaia a gas con un raffrescamento a split. Consultando l'APE allegato al rogito dell'appartamento, una classe F per la normativa regionale Emilia-Romagna, mentre a livello di progetto siamo partiti da una coibentazione delle pareti interne, da una sostituzione degli infissi e una sostituzione completa delle caratteristiche dell'impianto che andremo a vedere un po' più avanti. Quindi l'obiettivo era quello di passare da una classe F a una classe superiore che poteva essere da B a 1, a 2, a 3 o a 4. Uno dei motivi che hanno spinto il vecchio proprietario alla vendita dell'immobile è stato l'enorme costo energetico da sostenere ogni anno. Parliamo di migliaia e migliaia di euro, pur con stagioni miti e non rigide. Quindi la riqualificazione dell'involucro diventava l'obiettivo principale e primario del nuovo proprietario. Ovviamente il nostro obiettivo è stato quello di limitare il consumo energetico, garantendo comunque comfort interno a chi andrà ad abitare questa unità immobiliare. Abbiamo iniziato i lavori ad ottobre 2019, i lavori non sono ancora terminati, quindi è un edificio work in progress. È frutto di una progettazione integrata perché edifici di questo tipo presuppongono competenze da andare a cercare in più figure professionali. Quindi oltre allo studio Battistini sono intervenuti diversi collaboratori, tra cui ringrazio l'ingegner Bandini e l'architetto Serrantoni per il lavoro che hanno prestato fino ad ora. Le prime scelte sono state quelle sulla coibentazione dell'involucro, quindi un cappotto esterno e un cappotto interno. Al cappotto esterno subito sono nate le prime problematiche perché il vicino di casa ovviamente ha detto assolutamente no, che non avrebbe partecipato alla spesa. Il committente anche lui era abbastanza titubante perché ha detto
riduce troppo le luci e le dimensioni dei balconi esistenti, che erano circa 1 metro, quindi 10-15 centimetri, mi portavano dei balconi troppo risicati. E quindi siamo subito passati a un cappotto, quindi a una coibentazione interna. E qui ovviamente si apre un mondo, perché può essere fatta in tutti i materiali, EPS, lana di roccia, sughero, fibra di legno, calcestruzzo cellulare. Inoltre abbiamo subito a che fare con dei limiti della regione Emilia-Romagna per quel che riguarda la trasmittanza, quindi l'isolamento delle componenti opache. Siccome la regione ha anticipato i limiti del 2021, noi ci troviamo con un limite da rispettare per edifici esistenti di 0,28 watt metro quadro Kelvin. Però, sfruttando una deroga del regolamento regionale, permette un aumento del 30% di questa trasmittanza limite in caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che riguardano involucri e coibentazioni interne. Quindi 0,28 più 30% abbiamo una trasmittanza limite da rispettare di 0,364 watt metro quadro Kelvin. E come l'abbiamo ottenuta? Usando le semplici formule del calcolo della trasmittanza, abbiamo visto che dovevamo prevedere un isolamento interno che andava tra gli 8 e i 12 cm a seconda del materiale che sarebbe stato utilizzato. Supponendo un materiale con un lambda di 0,04 circa, servivano 9 cm che portavano una trasmittanza di 0,342, che era ovviamente inferiore a quella limite di 364, alla quale però devono essere aggiunte l'influenza di tutti i ponti termici esistenti, che in un edificio come questo non sono pochi. Quindi, diciamo, presentando mettendo questi dati all'interno di un software per il calcolo delle trasmittanze per vedere l'andamento igrometrico della mia stratigrafia, arrivo a una stratigrafia, un pannello isolante interno di 9 cm in sughero, che presenta come caratteristica quella di un ottimo sfasamento estivo di circa 15 ore. Quindi l'onda termica arriva all'interno dell'edificio 15 ore dopo il suo picco massimo. È una trasmittanza che è 0,334, che è inferiore a quella richiesta dalla normativa. Abbiamo però fatto una serie di verifiche sulla formazione della condensa interstiziale. Abbiamo visto che ci sono piccole formazioni di condense per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Queste condense vengono, non in tutti gli strati, solo in alcuni strati ovviamente, vengono però riassorbite immediatamente durante i mesi di aprile e di maggio. La normativa consente la formazione, una FAC insomma, del Ministero consente piccole formazioni di condense purché possano evaporare nell'arco dell'anno di riferimento. Nonostante questo abbiamo fatto un controllo più approfondito, non limitandoci solo al glaser, ma una verifica dinamica della stratigrafia, dove abbiamo visto cosa succede nei vari strati in 10 anni. Quindi da questi grafici si nota che non c'è aumento di umidità o comunque di presenza di acqua all'interno dei vari strati dei materiali, c'è una leggera formazione che però non va ad aumentare, ma diciamo è costante nei vari anni e piano piano si va a diminuire e si va ad asciugare. Questo l'abbiamo fatto per i vari strati. Una domanda velocissima, ingegnere. È proprio necessaria la verifica con il WUFI? Allora, ovviamente non è sempre necessaria. È consigliata perché è una verifica sicuramente più puntuale rispetto al metodo di Glaser. Può in alcuni casi essere integrativa al metodo di Glaser, perché il metodo di Glaser, come in questo caso, fa vedere che c'è presenza di condensa, però non dice niente sull'accumulo eventuale di questa condensa durante un arco temporale più lungo come possono essere i 10 anni. Quindi
La verifica con un buffo, una verifica dinamica non è assolutamente sempre obbligatoria, ma è consigliata soprattutto in quei casi dove c'è formazione di condensa per vedere l'andamento durante il percorso di vita il ciclo di vita del materiale. Perfetto, grazie. Prego. Delle caratteristiche del sughero ne ha parlato prima abbondantemente Andrea. Perché abbiamo scelto un materiale come il sughero per l'isolamento all'interno? Principalmente perché ci interessava il periodo estivo. Ormai gli inverni sono sempre più brevi e sempre più miti. In una zona climatica come la mia, è una zona climatica l'aspetto estivo comincia a diventare predominante e quindi a nostro avviso il sughero rappresenta il materiale che grazie alle sue caratteristiche soprattutto di conducibilità termica ma anche quella del calore specifico di 1900 joule chilogrammi grado Kelvin rappresenta il materiale migliore da questo punto di vista, che ottimizza le prestazioni estive ed invernali perché comunque ha un'ottima conducibilità termica. Vediamo adesso qualche foto di cantiere. Abbiamo portato la lastra del cappotto fino allo strato strutturale del solaio, quindi abbiamo aperto una fessura nel solaio esistente. Questa fessura è stata riempita con sughero granulare, questo per fare in modo che la lastra appoggiasse su una superficie più planare possibile, e la lastra è stata portata sul solaio strutturale perché sono stati analizzati agli elementi finiti, quindi è stata fatta un'indagine più approfondita, garantiva una temperatura superficiale nel punto nell'estradosso del solaio superiore di circa 1,5 gradi rispetto a far partire il cappotto direttamente dal pavimento esistente. Quindi queste sono un po' di fasi di lavorazione di cantiere. Lo spessore del cappotto è di circa 9 cm. Vediamo qualche caratteristica: l'incollaggio è a tutta superficie, quindi il 100%, è prevista comunque una tassellatura delle lastre, quindi il ciclo di finitura è esattamente uguale a quello di un cappotto esterno. La colla è una colla a base di calce e sughero. Poi vediamo ancora le prime rasature, la posa della rete e le successive finiture. Da notare che i materiali sono sempre materiali, il sughero abbiamo sentito prima dire da Andrea, ha ottime caratteristiche di emissività, altrettanto le hanno sia le colle che la finitura e le rasature finali, che sono state fatte con calce idraulica, mentre la colla è a base di calce e sughero. Per invece la pigmentazione del solaio superiore è stato scelto un insufflaggio di cellulosa. Per quali motivi? È stata scelta la cellulosa un po' per diciamo, le caratteristiche del solaio esistente, un po' sempre per il rispetto per l'ottimizzazione del comfort estivo, perché la cellulosa ha un calore specifico molto alto, superiore anche a quello del sughero, di circa 2100 joule chilogrammi Kelvin. Il valore limite che devo rispettare per il solaio superiore era di 0,24. Ci riesco abbondantemente perché andrò ad applicare, la cellulosa ancora è uno di quei materiali che non abbiamo posato, circa 35 centimetri di cellulosa che mi garantiscono una trasmittanza di circa 0,10 e un buono sfasamento. Prima eravamo a 15 ore, qui siamo a 11 ore, comunque insomma più che sufficiente per ritardare l'ingresso dell'onda termica all'interno dell'unità immobiliare. Non abbiamo formazione di condensi interstiziali, quindi in questo caso ad esempio non è stato fatto una verifica dinamica della stratigrafia. Questo, le foto superiori fanno vedere le tasche, diciamo, che ci sono all'interno del solaio, e questo, le foto inferiori, dovrebbe essere il risultato che ci aspettiamo una volta che è stato fatto l'insufflaggio, verrà fatto l'insufflaggio della cellulosa. Quindi questa è una semplice schematizzazione.
di quello che andremo a fare nel locale sottotetto. Per quanto riguarda le finestre sempre da normativa regionale abbiamo una trasmittanza di 1,40 watt metro quadro Kelvin. Siamo partiti dalla schematizzazione dell'esistente, questa è una spalla esistente che è stata ottimizzata, cioè è stato pensato un sistema monoblocco da applicare, compatibile ovviamente con l'isolamento interno in sughero. Queste sono le varie fasi, questo è il disegno definitivo che è stato portato in cantiere. Le caratteristiche dei serramenti sono una finestra dove non abbiamo spinto troppo a livello di trasmittanza, siamo a 1,20, 1,30, comunque inferiore all'1,40 richiesto, con una trasmittanza del telaio di circa 1 e un vetro con caratteristiche di trasmittanza di 1,1. Importante sono sia il fattore G che la trasmissione luminosa, un G di 0,50 e una trasmissione luminosa del 74%. Qualche foto sempre di cantiere, questo è l'arrivo dei monoblocchi. I monoblocchi sono stati ottimizzati e studiati insieme al nostro studio di progettazione e al serramentista. Sono stati utilizzati tutta una serie di nastrature, nastri espandenti, igrovariabili e riempimenti naturali. Poi vedremo il perché questo cantiere ha in corso una doppia certificazione, sia Casa Clima che BioSafe. Queste sono foto di cantiere dove si vede la posa del monoblocco, le varie nastrature per garantire la migliore tenuta all'aria. Non sono state usate schiume seppur elastiche, ma materiali naturali come questo Fensterwool, che è una lana di fibre naturali che viene usata per riempire gli interstizi. Vediamo se in alcuni casi particolari sono stati utilizzati anche coibentazioni in aerogel in alcuni punti dove era più difficile la coibentazione, per sopperire per sopperire a coibentazione di spessore maggiore. L'aerogel è un materiale che ha un ottimo lambda e garantisce in piccoli spessori un isolamento efficace. Queste sono sempre fasi di posa dei monoblocchi. Qui finalmente, ed è notizia di qualche giorno fa, sono arrivati i serramenti. Anche i serramenti hanno avuto bisogno di tutta una serie di nastrature, nastri espandenti. Le nastrature, ecco, perché sono state usate nastrature igrovariabili? Perché il vapore ovviamente non migra solo in una direzione, è stagionale, a seconda della stagione estiva o stagione invernale può migrare dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno. Il nastro igrovariabile, che si apre e si chiude a seconda delle stagioni, garantisce le migliori prestazioni indipendentemente dalla stagione. Perché abbiamo scelto un protocollo Casa Clima? Interrompo un istante, ingegnere, prima di entrare proprio nella scelta del protocollo, anche perché, come lei ha già fatto accenno, voi avete scelto 2 protocolli di certificazione, sia il Casa Clima R quanto anche il BioSafe. Però ci sono un paio di domande che riguardano l'utilizzo, ad esempio, della cellulosa. Lei parlava di insufflaggio della cellulosa. Come verrà fatto questo insufflaggio? Cioè, verrà insufflata in un'intercapedine, verrà creato un assito sopra la quale appunto sarà stoccato dal solaio? Sì, allora torno Sì. un bel po' indietro, vi faccio vedere. Io ho voluto lasciarla finire appunto questa parte e poi andare magari a approfondire. Questo è il sottotetto. Il sottotetto è fatto in laterocemento con, si chiamano in Romagna spaccatelli, quindi sono dei laterizi molto sottili che sono appiccicati, diciamo, sotto le travi in cemento armato. Io quindi mi trovo una botola di ispezione con cui accedo a questo solaio di sottotetto e andrò tramite una tubazione e un macchinario specifico a soffiare, quindi insufflare, in questo caso andrò a porre a ricoprire il solaio in laterocemento esistente in questo modo, cioè con uno spessore di 35 cm che mi garantisce che tutte le travi in cemento armato verranno ricoperte per almeno 10-15 cm. In più, lo vedremo dopo, io in questo sottotetto
ho realizzato tutto il nuovo impianto di distribuzione dell'unità immobiliare, quindi l'impianto termico. La cellulosa è stata utilizzata perché ha un basso, soprattutto per motivi, avendo un solaio molto sottile, abbiamo pensato alla cellulosa perché ovviamente pesa poco e quindi non abbiamo, il solaio non si troverà caricato di un peso che non sarebbe in grado di sopportare, magari utilizzando altri materiali che sono ugualmente prestazionali, però più difficilmente utilizzabili. Comunque viene soffiato con un grosso tubo, è un macchinario, è una lavorazione che dovrebbe, poi viene diciamo leggermente costipata, viene sistemata, dovrebbe impiegare una giornata circa, e questo più o meno è quello che riguarda il tema della cellulosa. Se ci sono ulteriori approfondimenti, insomma, sono a disposizione. Altra domanda e poi proseguiamo perché ce ne sono anche di molto specifiche che forse non forse, le girerò credo direttamente a lei così potrà rispondere direttamente alla persona che l'ha posta. Come è stato corretto, ci chiedono, i ponti termici tra la muratura e il solaio del piano di copertura? Allora, lo vediamo tra poco. Dopo, vero? Come Lo vediamo tra ricordare poco perché qualcosa. sono slide specifiche sui ponti termici. Perfetto. Allora, le dico questo, il protocollo, in sintesi presenta il protocollo Casa Clima R. È il Sì, protocollo che l'agenzia riserva alla ristrutturazione degli edifici. Prevede, c'è una direttiva tecnica che è di settembre 2017, che è l'ultima ed è quella che è in vigore. Prevede un calcolo energetico dei requisiti di qualità dell'involucro, dei requisiti di qualità degli impianti e degli audit in cantiere. Per quel che riguarda il calcolo energetico, vuole che il fabbricato, per essere certificabile, raggiunga almeno la classe C Casa Clima, oppure un miglioramento del 50% dell'efficienza invernale dell'involucro. La classe C è un consumo inferiore ai 70 kWh metro quadro anno. Per quel che riguarda i punti termici, e poi arrivo a rispondere alla domanda che mi è stata fatta precedentemente, l'agenzia richiede in vari punti particolari che ci sia una temperatura superficiale superiore ai 17 gradi. Ove questo non sia rispettato, con qualche deroga, cioè consente in presenza di locali con VMC o la presenza delle bocchette della VMC, temperature sia di 12,6 gradi che di 9 gradi e mezzo. Vuole per la posa del cappotto una certificazione ETA, vuole una verifica igrometrica sulle varie stratigrafie, vuole uno sfasamento che per la zona E deve essere superiore, estivo, che deve essere superiore alle 9 ore, vuole un test di tenuta all'aria con un valore inferiore ai 3 volumi. Per quel che riguarda ecco, i ponti termici, vi faccio vedere quello che abbiamo fatto. Questa ad esempio è la situazione, l'attacco tra la muratura e il balcone esistente pre-intervento. Avevamo una temperatura superficiale di 14,60 gradi. In seguito all'interposizione del cappotto da 9 cm, vediamo, e avendolo portato sulla struttura, diciamo, sul solaio strutturale, all'estradosso del solaio strutturale, abbiamo un aumento di temperatura che arriva a 18 gradi, 17,99. Ovviamente mi tengo il ponte termico del balcone, che è questo PSI di 0,550 watt al metro, che andrò a inserire nel calcolo, quindi nel calcolo Casa Clima. Quindi il protocollo R chiede di risolvere gran parte dei ponti termici. Qualora questi non possano essere risolti, e spesso nella ristrutturazione è così, devono essere inseriti all'interno del calcolo. La stessa cosa, questo ad esempio è il solaio sottotetto pre-intervento, aveva una temperatura superficiale di 11,18 gradi, con una soluzione che non arrivava esattamente al solaio strutturale, siamo arrivati a una temperatura di 14 gradi, ed è quella che è stata diversamente arrivando anche qui all'intradosso del solaio, ma per motivi
diciamo tecnici, per cui era difficile arrivare a eliminare una parte di intonaco in degli elementi lateristi molto sottili. Arrivando direttamente al solaio strutturale siamo arrivati a una temperatura di 15,14 gradi. Ovviamente superiormente abbiamo coibentato con la cellulosa, non abbiamo risolto completamente, perché vedete i valori C1 e C2 si riferiscono alla parte dove c'è la trava in calcestruzzo e dove non c'è. Abbiamo fatto uno psi medio e abbiamo inserito questi punti termici all'interno del calcolo Casaclima. Oltre a questi requisiti sull'involucro ci sono delle verifiche da fare sugli impianti, per quel che riguarda ad esempio la coibentazione degli accumuli di calore, l'efficienza delle pompe, l'efficienza del recuperatore del calore dei bypass delle VMC ed altri. A livello di concept impiantistico è stato scelto per l'edificio un aggregato compatto. Forse tutti non sanno cos'è un aggregato compatto, è diciamo, un'unica macchina che al suo interno ha una pompa di calore, una ventilazione meccanica controllata e un accumulo di acqua calda sanitaria. È un sistema coordinato, non funziona, cioè che può essere integrato, e in questo caso è successo questo, non funziona da solo, ma è stato implementato con un sistema idronico ad espansione diretta, quindi con due split che sono canalizzati e arrivano insieme a delle bocchette, quindi abbiamo un sistema completamente ad aria, non ci sono sistemi idronici, con 2 o 3 zone con 3 zone specifiche all'interno dell'abitazione, zone termiche, e quindi con questo sistema integrato, aggregato compatto più sistema idronico che arrivano in delle bocchette di distribuzione, siamo andati a realizzare tutto il riscaldamento dell'edificio. Questo è possibile solo se si lavora bene sull'involucro e sulla tenuta all'aria, cioè non è un sistema che è adatto per tutte le abitazioni, ma servono delle caratteristiche ben precise, specifiche per l'involucro. Vediamo gli impianti, questi sono gli impianti che mi sono trovato all'ingresso in cantiere. Questo invece è un cavedio di distribuzione che andava da una zona tecnica agli appartamenti, e queste sono le prime foto della distribuzione nel sottotetto del sistema aggregato compatto che è stato scelto. Questi sono i plenum di distribuzione e queste sono le bocchette che servite, che servono l'unità immobiliare. Vado oltre, questo diciamo è quello che vediamo all'intrarosso del solaio all'interno dell'unità immobiliare. Poi tutto il solaio è stato rasato per ridurre al minimo un discorso di tenuta all'aria. Prima di proseguire, ingegnere, una sola domanda, poi ce ne sono alcune che riguardano il cappotto, qualcuno che anticipa anche una domanda finale, secondo me, ma perché un sistema solo ad aria? Allora, un sistema solo ad aria perché è stato ritenuto sufficiente a riscaldare l'unità immobiliare, perché un sistema idronico ovviamente avrebbe appesantito i costi. Adesso un sistema idronico si aggira sui 70-80 euro al metro quadrato, quindi per esempio questa unità immobiliare, 200 metri, poteva essere un aggravio di costi di 15-16 mila euro per un impianto che probabilmente non avrebbe funzionato o avrebbe funzionato solo in pochissimi periodi dell'anno. È stato preferito piuttosto lavorare sull'involucro, quindi investire queste cifre sull'involucro, sulla qualità degli infissi, piuttosto che su un sistema che magari, ecco, sicuramente sarebbe stato probabilmente un surplus o un qualcosa che non andava nella direzione dell'ENZEB, di quello che l'ENZEB significa. Fare un impianto per non farlo e dire è un ottimo impianto, non l'ho mai acceso, probabilmente non è la soluzione migliore per
per ogni progettista. Ecco. Perfetto, grazie. Passo all'impianto elettrico. Anche per la tenuta all'aria dell'impianto elettrico sono stati utilizzati questi accessori, che sono tappi di chiusura ermetica che diciamo non consentono all'aria di circolare all'interno delle guaine elettriche, e sono stati tappati tutte le possibili connessioni tra interno ed esterno. Siamo in procinto di avere il primo audit di cantiere, perché ovviamente il protocollo prevede questi audit. Quello che viene dal calcolo è una casa clima classe A con 27 kWh a metro quadro anno, quindi un'efficienza invernale dell'involucro tutto sommato, partendo da una classe F Emilia Romagna molto buona. Quello che su cui stiamo lavorando e stiamo cercando di ottimizzare è il discorso della tenuta all'aria, perché dovremo fare un blower door test che per la casa clima R vuole un valore massimo di 3, che comunque è sufficientemente elevato rispetto all'1,5 o allo 0,6 dei protocolli più virtuosi, che sono la A e la Gold casa clima. È stato fatto un primo test di tenuta all'aria il 4 di ottobre, per vedere più o meno da che situazione partivamo. Partivamo da un N50 di circa 9, non tanto per questo era inevitabile viste le tante dispersioni che sono state individuate, ma per vedere se oltre agli infissi c'erano altri punti principali di perdita, e li abbiamo individuati negli infissi, nei cassonetti, nella porta blindata, nella scala retrattile per accesso al sottotetto, nel cavedio e nelle scatole elettriche. Tutti i punti dove abbiamo cercato di intervenire in qualche modo e maniera. Passiamo alla seconda certificazione che stiamo cercando di ottenere, che è quella BioSafe. È una certificazione di salubrità ambientale, quindi di salubrità degli ambienti interni dove viviamo. Partiamo dai grafici della qualità dell'aria esterna. Non sta a me dire che l'aria esterna è inquinata, perché lo vediamo praticamente ogni giorno. Sappiate che l'aria interna è sempre l'aria esterna più gli inquinanti che noi andiamo a inserire. Quindi solitamente l'aria interna è 5 volte più inquinata dell'aria esterna, ed è per questo che bisogna cercare di intervenire soprattutto in edifici in cui si parla di comfort e di comfort interno. Il protocollo BioSafe prevede tutta una serie di cose da fare, sia in fase progettuale, nella scelta dei materiali, nella fase esecutiva e nella fase gestionale del cantiere. Perché lo abbiamo pensato? Allora, lo abbiamo pensato per un discorso di comfort interno, quindi il comfort non deve essere solo un comfort termico, ma anche un comfort soprattutto ambientale, e perché molte delle componenti che siamo andati a selezionare erano già prodotti validati, e qui mi riaggancio al discorso che ha fatto prima Andrea Dall'Orto. Quindi sia a livello di involucro che a livello di impianti avevamo a che fare con elementi già validati dal protocollo, e quindi è stato più semplice arrivare a quello che sarà il risultato finale. Vi faccio un esempio: il rasante per soffitti e pareti non cappottate è un rasante che ha un TVOC, quindi ha delle emissioni che sono di 21 microgrammi per metro cubo. Ricordate il limite di 300 che avevamo visto precedentemente. Quindi tutti gli elementi sono stati soppesati, soprattutto diventano elementi pesanti dal punto di vista della scelta quelli che sono più a diretto contatto con l'uomo, insomma, o con chi andrà a abitare questi ambienti. Quindi questo ad esempio è uno degli elementi che sono stati utilizzati, che è il rasante per soffitti e pareti. Anche la componentistica è componentistica certificata BioSafe, quindi l'impianto EXER è un impianto certificato in questa direzione. Vi faccio vedere qualche foto del protocollo. C'è una consegna e quindi un'analisi degli ambienti prima dell'inizio delle lavorazioni, un monitoraggio della qualità dell'aria interna per una settimana. Vengono messe a dimora i campioni, quindi qui c'è qualche foto di cantiere, e questi campioni
vengono tenuti negli ambienti per una settimana, tutto viene accompagnato da un termoigrometro che fa vedere che la catena del freddo non venga interrotta, eccetera, ed altre caratteristiche, e dopo una settimana vengono ritirati, quindi vengono riconsegnati all'architetto Busa, che ne fa un'analisi, arriva una relazione di verifica della qualità dell'aria interna. Fortunatamente in questo cantiere le analisi preliminari dicono nel proseguo dell'operazione tutte le sostanze rilevate risultano al di sotto della soglia di tolleranza. Nel proseguo delle operazioni certificative di cantiere, lo scopo in questo caso, partendo da un'ottima base di partenza, cioè l'aria non è inquinata in questo momento, è quello ovviamente di non peggiorare questa situazione. Si prescrive massima attenzione a tutte le sostanze potenzialmente emissibili dai materiali impiegati nella costruzione o generate dalle operazioni di ristrutturazione, e questo è quello che abbiamo fatto. In che modo? Il protocollo prevede un decalogo di cantiere che viene affisso sulla porta di casa affinché tutti lo possano leggere. Ci sono delle regole principali anche di cantiere, ad esempio non è possibile fumare all'interno del cantiere, non è possibile utilizzare utensili meccanici a rotazione, non è possibile tracciare con gli spray, non si possono usare schiume e prodotti poliuretanici, ed è per questo che non abbiamo usato schiume nella posa degli infissi. Vediamo qualche esempio pratico: no utensili meccanici a rotazione. Vediamo gli operatori che durante la fase di utilizzo dello smerigliatore o dello scanalatore hanno comunque un macchinario apposta per aspirare le polveri che arrivano da queste lavorazioni. È stato riutilizzato il vecchio matitone di cantiere e non lo spray, quindi vietati tracciamenti spray, utilizzo di queste sostanze, dei prodotti naturali piuttosto che prodotti poliuretanici per il riempimento degli interstizi. Ecco, l'aggregato compatto prevede anche, proprio in funzione di questa certificazione, uno ionizzatore, quindi l'aria di emissione negli ambienti è aria ionizzata, quindi diciamo è un'aria più pulita e più pura grazie all'utilizzo di questa strumentazione. È un cantiere monitorato, e questo diciamo mette in guardia le varie maestranze, perché ci sono anche in questo caso degli audit di cantiere, quindi l'architetto Busa viene a sua scelta per verificare che i cicli dichiarati siano quelli che sono stati utilizzati. Ho finito la mia presentazione, quindi se c'è qualche domanda sono... E adesso tra l'altro faccio riintervenire anche Andrea Dall'Orto, in modo tale che possa anche lui rispondere a qualche domanda che è arrivata nel frattempo. Volevo, ingegnere, intanto concludere, perché qualcuno ci chiede il costo di intervento al metro quadro di questa ristrutturazione, eventualmente anche escludendo i costi tecnici. Si ha Allora, già un'idea, visto che comunque non è ancora conclusa. esattamente alla fine, però i costi, diciamo, non sono molto diversi da quelli che avrei a fare una ristrutturazione tradizionale. Diciamo che stiamo intorno ai 1100-1200 euro al metro quadrato come costo di ristrutturazione. E se posso dire la mia, il costo delle coibentazioni, seppur di grande qualità, perché il sughero è una coibentazione di qualità, sulla somma finale incidono non troppo, ecco, rispetto ai benefici che secondo me danno sia il sughero che la cellulosa nel sottotetto. Cioè all'interno del budget completo rappresentano una parte insomma minore rispetto a altri interventi, quindi, ed è per questo che sono stati privilegiati. Ecco. Ok, perfetto. Io adesso rivolgo una domanda a tutti e due, ma credo forse Andrea Dell'Orto potrà rispondere meglio a questa domanda. Abbiamo visto nel progetto dell'ingegner Battistini che il cappotto interno è stato rasato. Allora un partecipante ci chiede come si comporta un cappotto interno in sughero, in questo caso qua rasato, rispetto ai pensili, ai quadri, nel momento in cui io vado ad agganciare qualcosa a questo cappotto. Chi di voi due vuole rispondere?
Risposta semplice, posso rispondere anch'io. Domanda semplice. È chiaro che la scelta di fare una finitura con rasatura, per quanto si vadano a utilizzare degli strati, 3 strati, doppio strato di calce più lo strato di rasatura con la rete, non si raggiunge mai delle capacità, degli spessori capaci di portare grandi carichi, per cui se si applicano dei piccoli quadri, sicuramente è sufficiente inserire un tassello nello strato che vada anche nel sughero. Qualora devo andare ad attaccare qualcosa di più pesante, assolutamente devo andare a riferirmi alla struttura retrostante. Motivo per cui non in questo cantiere, ma nel sistema Ready Cork abbiamo lavorato a secco e usando la lastra Fermacell, è anche per sopperire a questo limite della rasatura, ovvero le lastre Fermacell permettono di aggrappare ad esempio intere cucine, pensili e mobili anche pesanti, per cui sono delle scelte che si fanno. Probabilmente l'ingegnere Battistini ha valutato la non necessità, già ipotizzando anche quale sarebbe stata la disposizione interna poi dei locali, sicuramente non aveva questa necessità. Magari in cucina, ce lo dirà lui, è stato fatto è stata adottata qualche altra tecnologia per permettere i pensili. Diciamo che il santo tassello lungo dovrebbe riuscire a insomma, far agganciare i pensili della cucina. Diversamente il sistema comunque che ha fatto vedere Andrea prima, cioè l'inserimento di listelli di legno all'interno del cappotto, risolvono abbondantemente insomma, questo problema, ecco, senza grossi problematiche di cantiere. Sì, va previsto prima, che saputo in base a cosa devo mettere, faccio un'analisi dei carichi e vedo la soluzione migliore. Perfetto. Altra domanda, adesso ci sono un po' di domande in cui vi coinvolgo un po' tutti e due. Ci chiedono se ci potrebbero essere dei problemi di ponti termici e di muffe, utilizzando eventualmente il sughero come isolamento dall'interno, se non si è in grado di isolare un solaio ad esempio di copertura per motivi tecnici. Quindi come eventualmente gestire questa problematica? Allora, rispondo io, poi se vuole integra. Sicuramente qualche problema potrebbe esserci nel momento in cui non abbiamo un isolamento. Anche nel mio caso sono riuscito a isolare diciamo al 90%, un isolamento perfetto sarebbe superiore rispetto a quello che ho fatto anche io, quindi sarebbe molto importante che l'involucro fosse interamente coibentato e i punti termici fossero risolti. È chiaro che nell'esistente si riesce a fare quello che si può, quindi a volte ecco, una semplice coibentazione della parete può essere un vantaggio per certi versi e uno svantaggio per altri. La presenza di impianti di ventilazione meccanica che tengono l'umidità diciamo relativa degli ambienti bassa è sicuramente un aiuto in tal senso, cioè locali dove ci sono ventilazioni meccaniche non hanno percentuali di umidità troppo elevate e quindi difficilmente c'è anche la presenza o la formazione di muffe e di condense. Allo stesso modo, usando rasanti a base calce, sono comunque materiali che sono più, diciamo, dove difficilmente o in modo più problematica si forma la muffa o la condensa. La condensa ovviamente è un fenomeno diverso perché dipende da temperature superficiali, quindi bisognerebbe sempre isolare nel modo più completo possibile e dove non si può bisognerebbe sopperire con impianti meccanici o con prodotti insomma, diciamo basici che non favoriscono la formazione di certo. Andrea vuole aggiungere qualcosa? Un dettaglio che magari non è sicuramente relativo a questo cantiere che è stato trattato nella sua interezza con una progettualità importante. Noi vediamo che spesso quando si fanno isolamenti dall'interno il cliente tende a valutare semplicemente la parete verticale.
l'ingegnere Battistini ci insegna che il risvolto sull'intradosso di 50, 60, 70 centimetri potrebbe essere già una buona soluzione per ridurre il ponte termico dell'angolo del dosso. Anche eventualmente con l'utilizzo di un termointonaco. Anche. Ecco. Per i primi 30 centimetri o qualcosa del genere sarebbe già in grado di, diciamo, limitare di molto il ponte termico. Diversamente anche l'Agenzia Casa Clima prevede dei sistemi attivi che possono essere dei cavi scaldanti che vengono montati sulla testa del cappotto e aumentano la temperatura superficiale e quindi non favoriscono, ovviamente comportano un consumo elettrico non elevato, però aumentando le temperature superficiali, o si possono usare anche altri piccoli sistemi, diciamo, trucchi di cantiere per migliorare o per insomma, rendere difficile la vita alle muffe. Ecco, ma aggiungo ancora una cosa, Lara, scusa. Prego, prego. Uno dei motivi per cui poi si va a scegliere anche materiali insensibili all'acqua e all'umidità come il sughero sono anche questi, perché non tutti i progetti hanno questa cura di dettaglio. Spesso si entra, sto dicendo una bestemmia, lo so, siete tutti tecnici bravissimi quelli che state ascoltando, però subentra anche spesso una sorta di fai da te o soluzioni non validate a livello di progettazione tecnica, certo. Per cui capita più di una volta, più spesso di quello che si pensi, di incorrere in informazioni di condense perché non si è analizzato il singolo ponte termico e non lo si è risolto. Allora, il vantaggio di avere un materiale che è incapace di assorbire acqua per capillarità e non è marcescente dà un grosso aiuto, perché comunque io non avrò un'esasperazione del problema. Quindi il materiale, anche se fosse completamente zuppo d'acqua, ha una riduzione scarsa della performance di isolamento termico e non degenera in marcescenza. E credo che tu abbia in parte risposto anche a una delle domande che erano arrivate ancora un po' all'inizio, ma che ho detto teniamo per la fine. Quando avevi fatto vedere il progetto dell'architetto Frate, quindi con il sughero a vista all'esterno, un partecipante ci ha chiesto, ok, va bene, il sughero non viene intaccato, ma la superficie invece a cui è fissato il sughero, come si comporta? In parte hai già risposto, parlando appunto delle caratteristiche del materiale stesso. Beh, allora, intanto in quel caso lì la superficie, la struttura era in Islam, quindi in legno, che è un materiale ancora più critico relativamente al comportamento all'acqua e all'umidità. Ovviamente il sughero faccia vista ha anche una necessità di essere fissato e per non vedere i tasselli su legno si ricorre a un doppio strato. Quindi si fa un primo strato, ipotizziamo che quello fosse un cappotto a 16 cm, se non ricordo, si fissa un primo strato di 12 cm avvitandolo alla struttura in legno, se fosse muratura lo si incollerebbe e lo si tassellerebbe, e poi con un doppio strato di collante si va a incollare lo strato faccia vista esattamente come fosse una piastrella. Tutti i fenomeni che abbiamo studiato, il Portogallo da questo punto di vista è molto avanti, molto attento, perché il sistema faccia vista esiste da 20 anni. Il primo a utilizzarlo è stato Soto de Moura e Alvaro Siza nel padiglione del Portogallo all'Expo di Hannover del 2000, quindi c'è una certa storicità. Stavo dicendo, tutti gli studi che sono stati fatti volevano confutare il fatto che non ci fossero problemi con l'acqua. Allora è emerso, studi fatti dall'Università di Coimbra, che anche a fronte di piogge battenti, quantità d'acqua importante, l'acqua non è in grado di penetrare nel pannello per oltre i primi 4-5 mm. E siccome non c'è assorbimento per capillarità e quindi effetto spugna, l'unica acqua che può entrare è quella che tra un grano e l'altro, ma come entra se ne esce e asciuga. Per cui già nella prima mezz'ora dopo che si è bagnato si ha riassorbimento della quasi totalità dell'acqua che era entrata, quindi comunque non si arriva mai a superare i primi 5 mm. Anche la prova di immersione parziale in acqua che abbiamo fatto per dimostrare che si può usare a terra senza pannelli sintetici in attacco a terra, hanno dimostrato che l'acqua non supera mai il punto di immersione perché non vi è capillarità. Ottimo, perfetto. Se posso aggiungere solo una cosa,
Diciamo, l'unico, perché un piccolo difetto lo deve avere, l'unico difetto che ha il materiale è che diciamo, esposto al sole leggermente cambia di tonalità, cioè diventa da una tonalità più scura a una tonalità più chiara. Però questo è l'unico, diciamo, difetto. È una caratterizzazione. Esatto. È soggetto agli raggi ultravioletti. Esatto. Per cui non è adatto a chi pensa di avere una casa completamente e perfettamente uniforme su tutte e quattro le facciate, ma si deve accettare il fatto che comunque è un prodotto naturale, per cui che avrà anche delle tonalità leggere diverse da pannello a pannello. Perfetto, una domanda per l'ingegnere. Ci chiedono come invece è stato isolato il solaio tra le due unità immobiliari, se è stato isolato. Allora, si tratta di un solaio abbastanza spesso. Comunque non è stato isolato perché sono due unità comunque riscaldate, quindi sotto c'è un'unità immobiliare esattamente uguale a quella che c'è sopra e quindi ha una temperatura di 20 gradi e rispetta comunque la trasmittanza di 0,8 che c'è tra ambienti riscaldati con la struttura che ha. Perfetto, allora io ringrazio. Un'ultima domanda, poi ci sono alcune domande molto specifiche che io vi farò avere e risponderete direttamente voi in privato, perché sono anche proprio dei consigli che vi chiedono, magari relativamente o a un progetto piuttosto che a un utilizzo specifico del prodotto, per cui io ve le faccio avere e avverto appunto anche chi è collegato da casa che avrà appunto la risposta diretta. Probabilmente uno dei nostri collegati, chiamiamoli così, dei colleghi collegati via web si è forse un pochino in ritardo e non ha visto forse la parte finale della relazione appunto di Andrea, perché ci chiede, e quindi ti chiede eventualmente Andrea di ripetere questa parte, se ci sono degli elementi di irrigidimento da inserire nell'isolante in sughero e se sì, eventualmente di che materiali sono. Parlavi prima appunto della posa a secco del sughero. Sì, se vuoi posso rimettere la Sì, presentazione? adesso ti do la possibilità di condividerti. Allora, ecco qua. Velocemente. Sì, ecco qua. Allora, l'irrigidimento del sughero, che in realtà non ha questo scopo, viene raggiunto con inserimento. Vi faccio vedere, se lo vedete, così per rendere il concetto che non è, il pannello di legno non è passante, ma è appoggiato e che dietro c'è sempre del sughero. Il pannello di legno ci permette di usare lo stesso listello per fissare a muro il pannello di sughero senza l'uso di collante dietro e poi di fissare allo stesso pannello, agli stessi listelli di legno, eventuali finiture e pannellature in cartongesso, fibrogesso, quello che più si desidera. Volendo si può direttamente avvitare sugli listelli di legno anche un dogato in legno. Ok, Quindi assolutamente sì, però non è un elemento di irrigidimento strutturale del pannello, è un elemento proprio pensato per andare a fissare a muro il pannello senza l'uso di collanti. Ultima domanda, sempre per te Andrea, perché altrimenti ci andiamo. Poi se vuole rispondere, l'ingegnere vuole aggiungere qualcosa? Volevo solo dire Prego, che prego. comunque, diciamo, non c'è una soluzione che va bene in tutti i campi e che comunque lo studio del dettaglio è sempre la cosa, diciamo, più importante, soprattutto nell'uso di questi materiali qui, se no diversamente sarebbero soluzioni codificate che vanno sempre bene. E infatti poi nel momento in cui si riqualifica e si interviene sull'esistente, il progetto è sempre un progetto a sé stante, questo è sicuro, insomma, e deve essere, come ha detto correttamente l'ingegnere, pensato, progettato ad hoc. Ultima domanda a conclusione di questa ora abbondante che abbiamo trascorso assieme, poi ribadisco anche il concetto alle domande a cui non è stata data risposta adesso, verrà data risposta in privato. Abbiamo parlato molto di muffe oggi Sì. e di come si comporta questo materiale, il sughero, in presenza delle muffe. Ma un'ultima domanda è, e nel caso di roditori? Allora, i roditori,
come in generale tutti gli animali, non hanno motivo o piacere particolare di attaccare un materiale o quell'altro. Nel senso, non è che perché il sughero è un materiale naturale è più interessante per un roditore. Il motivo per cui i roditori, gli uccelli e in generale gli insetti vanno a rovinare, ad attaccare gli isolanti è semplicemente per il piacere e il gusto di farci la tana, perché stanno al caldo. E questo lo fanno in tutti i materiali, nella lana di roccia, nella fibra di legno, nei pannelli in EPS, nei pannelli di sughero. La nostra esperienza ci dice che il sughero trattato in questo modo, quindi espanso, portato in temperatura, probabilmente cambia anche la percezione olfattiva all'animale. Per cui abbiamo fatto dei test pratici, ci sono delle zone dove le martore mangiano qualunque cosa si trovano davanti, compresi i tubi di alimentazione delle automobili, perché tu la mattina non metti in moto perché non arriva carburante al motore, mettendo nei prati pieni di martore il sughero espanso non è stato minimamente attaccato. Ripeto, una spiegazione logica potrebbe essere che non è più riconosciuto come legno, ma ha probabilmente un odore differente. L'altra cosa è che l'altro problema che abbiamo avuto, ma ripeto, non solo noi, capita, è la presenza dei picchi. Picchi che hanno fatto il buco, ma non nel salvacciavista, nei cappotti rasati. Quindi anche lì non c'è una predilezione di uno o dell'altro. Ci sono delle condizioni in cui gli animali si trovano bene e tipicamente il picchio sappiamo che fa il nido in posti tranquilli. Infatti questa dove ha fatto il nido era una casa di campagna nel periodo invernale quando non era utilizzata, di villeggiatura quando non era utilizzata. Per cui sono casi eccezionali. Ripeto, non c'è un motivo per cui un animale prediliga o piaccia. Ecco, l'altra cosa da sfatare è che gli animali mangino i materiali. Non li mangiano, li scavano, è diverso. Ok, perfetto. Ingegnere, vuole aggiungere qualcosa lei o... No, con qualche altro animale, a volte sono i nidi di vespa, però sempre allora, per l'isolamento interno si suppone che questo problema non ci sia. Per l'isolamento esterno mi è capitato in qualche situazione, però è indipendente, come dice Andrea, dal materiale, che gli animali possano attaccare il cappotto, però ecco, più per discorsi climatici che di tipologia di materiale. E tra gli altri animali aggiungo le vespe o le formiche che fanno dei piccoli fiori al cappotto. Perfetto, allora io vi ringrazio per aver partecipato e per aver presentato lei, ingegnere, appunto il suo lavoro e altrettanto Andrea, appunto questo materiale che è molto particolare ma ha una possibilità e una flessibilità appunto sia di essere progettato quanto anche di utilizzo molto, molto ampia. Per cui io adesso saluto voi, due relatori. Riceverete naturalmente le domande come vi avevo detto in modo tale che abbiate la possibilità di rispondere in privato a quelle più specifiche. Io ringrazio tutti i partecipanti di questa web conference. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di web conference già domani dedicato ad un altro materiale, quindi anche ad un'altra tematica che è naturalmente il legno, ce lo porteremo avanti fino a fine aprile. Domani parleremo tra l'altro di struttura, proprio di calcolo strutturale delle strutture in legno, quindi molto molto specifico e molto interessante. Martedì prossimo, sempre alla solita ora, quindi alle 17, parleremo di rivestimenti metallici e mercoledì prossimo continueremo questo nostro percorso all'interno del nostro paese e andremo a vedere come è stata riqualificata una villa ottocentesca a Lecco, quindi con problematiche diverse da quelle che abbiamo visto oggi. Per cui io ringrazio naturalmente tutti e ringrazio naturalmente di nuovo anche i nostri relatori, Andrea Dell'Orto e l'ingegner Battistini. Grazie a voi. E ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Arrivederci.